Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Trasferta marchigiana per i nostri portacolori, impegnati al Pala Indoor di Ancona nei campionati italiani juniores e promesse, dove sono stati assegnati i primi tricolori. 5 medaglie, 3 d'oro, una d'argento e una di bronzo sono il bottino degli atleti che si sono segnalati anche per la nutrita presenza in numerose finali. Oro sui 1500 metri junior per il triestino Niccolò Galimi, dell'Atletica Malignani Libertas, che bissa il titolo vinto lo scorso anno e si afferma in 3,57,43 davanti a Massimiliano Berti, SS Valchiese, 3,57,86. Sfiora la doppietta correndo il giorno dopo gli 800. Doppietta che non gli riesce perché il bresciano Francesco Pernici lo precede di 39 centesimi di secondo, 1,54,14 contro 1,54,53 di Galimi, che è d'argento. Il mezzofondista è allenato da Stefano Silli, padre di Giovanni, il siepista che a fine gennaio a Padova con 3,56,14 ha sfiorato il record regionale juniores dei 1500 di Fabio Lettieri e che non era presente a questi campionati causa un infortunio che ha sicuramente privato il nostro movimento di altre medaglie pregiate. Oro anche per il velocista Paolo Messina della Trieste Atletica, che vince la finale dei 200 metri junior in 21,74, tempo che è migliore anche del suo personal best all'aperto. L'ultimo oro, che prende la strada del Friuli Venezia Giulia, è quello di Simone Biasutti, anche lui della Trieste Atletica, che nel salto triplo categoria promesse è salito sul gradino più alto del podio con la misura di 16,35 metri. Nell'alto promesse, infine, se la giocano in 4 a 2,10 metri. Bronzo per Francesco Ruzza, Trieste Atletica, allievo di Claudio Loganes, con meno errori sul percorso rispetto a Simone D'Alzilio, Bruniera Friuli Intagli, che termina quarto e si consola con il nuovo personal best. Nei campi adiacenti la palestra comunale di Mariano del Friuli si è disputata la seconda prova dei campionati regionali di società assoluti di cross, gara valida per l'assegnazione del 7° Memorial Lauro Miani e del 1° Memorial Mario Geat. La prova, organizzata dall'Atletica Gorizia Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, ha portato ai nastri di partenza quasi 150 atleti e atlete, 118 i classificati, delle categorie allievi, junior, promesse e senior, in una mattinata umida e piovosa che ha reso il terreno di gara estremamente pesante. Giornata di rivincite, visto che il vincitore e la vincitrice della prova assoluta sono stati Abdullah Bamussa, Bruniera Friuli Intagli, e Valentina Tomasi, Malignani Libertas, che a Casarsa erano giunti rispettivamente secondo e quinta. Bamussa, sui 10 km conclusi in 31,17, ha impresso un ritmo infernale per piegare il giovane Samuele Della Pietra, Trieste Atletica, 31,54, che aveva vinto la prima prova. La terza posizione è andata a un sorprendente Tiziano Moia, Gemona Atletica, 32 minuti e 3, che è soprattutto uno specialista della corsa in montagna ed è il trail. Quarto e quinto posto rispettivamente per Matteo Spanu, Malignani Libertas, e Francesco Nardone, Gemona Atletica. Valentina Tomasi, dal canto suo, sui 7 km di gara terminati in 24,30, ha messo in campo la sua freschezza giovanile per avere ragione dell'irriducibile e generosa compagna di squadra Samantha Mattiussi, 24,35, che aveva vinto a Casarsa. Entrambe sono seguite dal tecnico Sandro Pirò e fanno parte del bel gruppo di mezzofondiste affidate alle sue cure. Bronzo a Margherita Spadaro, Val Rosandra Trieste, 24,46, ai piedi del podio, nell'ordine Glenda Basei e Giulia Montagnin, dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. Negli allievi vittorie di Elisa Gortan, Aldo Moro Paluzza e Fabio Visintini, GS Natisone, e negli junior di Ilaria Bruno e Marescia Costa, entrambi dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. E ora alcune notizie flash, ce le racconta Greta Iuri, sentiamo. Malgrado l'attività prosegua a singhiozzo, a gennaio sono stati realizzati 2 record regionali. Il primo lo ha stabilito Anna Costella, junior sacilese dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, 18 anni e mezzo, allenata dal professor Matteo Chiaradia, che ha superato il muro dei 6 metri di salto in lungo e lo ha fatto con un balzo di 6,12 nel corso di un meeting indoor a Padova. Si tratta del nuovo record regionale junior che apparteneva a Giorgia Sansa dal 3 febbraio 2018 con 6 metri.
Con questa misura la Costella si inserisce nel terzo posto all time dopo il 6,34 della Andreetti nel 1991, il 6,16 della Zivez nel 1997 e alla pari con Francesca Paiero nel 2012. Il secondo lo ha staccato ad Ancona Simone Biasutti, promessa della Trieste Atletica. Alla sua prima gara del 2021 ha piazzato nel salto triplo un ottimo 16,32. Il record precedente già gli apparteneva con 16 e risaliva al 23 febbraio dell'anno scorso. All'aperto Biasutti vanta un 16,40. Da qualche tempo l'atleta si trova in raduno permanente al centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano, a Roma, dove è seguito dal triplista Fabrizio Donato dopo essere cresciuto sotto le cure di Claudio Longanes. A tempo perso si diletta anche con il salto in alto, dove vanta 2,15 m. Nel meeting di Banska Bystrica, in Slovacchia, dopo il debutto in Friuli, Alessia Trost, Fiamme Gialle, trova un buon 1,90 e sfiora l'1,93. Ma è soprattutto del clamoroso 2,6 dell'Ucraina classe 2001, Jaroslava Maukic, a soli 3 cm dal miglior salto di ogni epoca di Stefka Kostadinova ai mondiali di Roma del 1987 e a 2 cm dal record del mondo indoor di Kaistia Bersquit, 2,8 nel 2006. Anche lei, che molto probabilmente riscriverà la storia della disciplina per i prossimi anni, era a Udine, nel meeting Udine Jump, dove si era affermata con una misura ormai diventata ordinaria per lei, 2 metri. Al primo meeting indoor dell'Ovidio Bernes di Udine, della scorsa settimana, riflettori puntati sulla velocità. Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova ritocca il suo record regionale assoluto e promesse dei 60 metri, correndo in 7,47, precedente 7,49. Ha preceduto Giorgia Bellinazzi, anche lei promessa dell'atletica bruniera Friulintagli, che si è migliorata sino a 7,53, e l'allieva Caterina Camossi, del CUS Trieste, che con 7,69 si porta al terzo posto all time di categoria, dietro a sua mamma Giada Gallina, 7,59 nel 1990. Al maschile gli junior della Trieste Atletica Paolo Messina, con 9,94, manca di un solo centesimo il record regionale di Alessandro Minen ed Enrico Sancin, fermi i cronometri a 6,98. Bene anche Alessandro Juric, che si eguaglia con 6,98. Trail Ronda Ghibellina di 45 km. Trionfo di Matteo Andriola e tra le donne quinto posto per Giulia Della Zonca. A Castiglion Fiorentino, in provincia di Firenze, è iniziato con il botto il 2021 nel settore trail dell'Aldo Moro Paluzza con la vittoria di Matteo Andriola con il tempo di 4 ore, 32 minuti e 20 secondi. Il 39enne di Udine si è imposto con una saggia ed oculata gestione dei 45 km di gara con 2500 metri di dislivello, davanti a Roberto Gheduzzi, CSI Sasso Marconi, 4 ore 32 minuti e 39 secondi, e Luca Carrara, Altitude Race, 4 ore 36 minuti e 8 secondi. Nella stessa gara al femminile, vinta da Camilla Spagnol, Verona Trail, in 5 ore 16 minuti e 48 secondi, ottimo quinto posto per Giulia Della Zonca, con il tempo di 6 ore 11 minuti e 55 secondi. Continua la scalata verso i vertici della specialità dell'astista Marks Mandusic. Il 23enne delle Fiamme Gialle e della Trieste Atletica sulla pedana di Ancona valica i 5,55 m, nuovo primato personale, e si posiziona al 10° posto delle graduatorie italiane indoor all time. Impegnato nella seconda uscita agonistica con la maglia delle Fiamme Gialle, ha riscritto il proprio primato personale indoor di 5,50 m. L'atleta, classe 1998, è allenato a Castel Porziano da Emanuel Margesin. Sono soddisfatto perché mi sto avvicinando a quei 5,60 m che mi proietterebbero in un'altra dimensione internazionale, ha detto Mandusic. Nelle ultime settimane abbiamo curato qualche dettaglio della rincorsa e questo, in aggiunta a una bella dose di grinta, mi ha permesso di migliorare il personale. I presidenti delle società friulane affiliati al CSI Udine hanno eletto la squadra che si metterà al servizio del comitato nel prossimo quadriennio. Una squadra pronta a generare il futuro e affrontare le sfide dei prossimi anni.
Si è svolta infatti nella sala riunioni Udine Mercati a Udine l'assemblea ordinaria elettiva valida per il rinnovo delle cariche del CSI di Udine. L'udinese Claudia Scaravetti, presidente uscente, è stata riconfermata alla guida del comitato anche per il prossimo quadriennio olimpico. La Scaravetti ha ringraziato nella propria relazione di fine mandato il Consiglio uscente e tutte le società presenti che hanno voluto rinnovare l'affiliazione malgrado tutte le problematiche legate all'emergenza Covid-19. Il comitato udinese festeggia quest'anno i 75 anni di presenza nel territorio friulano, rafforzando la propria attività e cercando di tessere uno stretto legame tra società del Basso e Medio Friuli e quelle della Carnia. Anche il coordinatore dell'attività sportiva regionale, nonché consigliere neoeletto al CSI Udine, Edi Piccini, ha fornito parole di speranza per una prossima ripartenza dell'attività sportiva e sociale che aiuterebbe sicuramente a riprendere quella fiducia che la situazione attuale sta pericolosamente minando. Nella relazione la Scaravetti ha ripercorso i pochi eventi svolti nell'ultima stagione 2019-2020, periodo pre-Covid, che sono state le 4 prove del Grand Prix di corsa campestre per quanto riguarda l'atletica, il campionato di pallavolo, le prove di tennis tavolo, mentre non sono state organizzate le gare di sci causa il lockdown di marzo 2020. A gennaio 2020, nel Parco del Castello di Villata di Fagagna, era stata organizzata la corsa campestre tradizionale che portò quasi 500 atleti di tutta la regione a competere nella tappa del Grand Prix, un record di presenze a dimostrazione della netta crescita degli eventi sportivi organizzati dal Centro Sportivo Italiano. Nel comitato udinese sono presenti molte società di sport individuali come l'atletica leggera, corsa campestre, corsa su strada, corsa in montagna, sci, calcio, tennis tavolo, attività giovanili, oratori, nordic walking, ginnastica e la pallavolo sport di squadra. Il nuovo consiglio del comitato CSI di Udine sarà quindi guidato da Claudia Scaravetti e risulta composto dai consiglieri territoriali Clara Del Negro, Ilaria De Ciglia, Alessandra Sangoi, Edi Piccini, Adriano Zanchetta, Didier Pontello, Luca Perulli, Gianluigi Di Giusto, revisori dei conti, Matteo Di Giusto, effettivo, ed Erika Domenis, supplente. E con questo noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.